Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti a Galluccio in provincia di Caserta, il comune interamente circondato da secolari castagneti si trova a 368 metri sul livello del mare e conta 2158 abitanti. Nel corso del programma incontreremo i protagonisti del territorio e rivivremo le fasi salienti della festa dedicata a Sant'Antonio Abate. Non aggiungo altro, a voi Galluccio! Benvenuti a Galluccio. Galluccio non solo terra di vino, terra di storia, di cultura e civiltà. Un piccolo insediamento composto da 6 frazioni principali e piccoli borghi, tutti con le proprie loro caratteristiche particolari. Il comune di Galluccio ha un'estensione di 65 km². La cultura è basata maggiormente su rigogliosi vigneti, castagneti secolari. I rigogliosi vigneti fanno sì che venga prodotto il vino DOC Galluccio, Falanghina ed Aglianico. Abbiamo 13 cantine attive attualmente sul territorio, collegate a 8 attività agrituristiche che possono essere ricettive per tutti coloro che hanno intenzione di venire nel nostro piccolo paesino. C'è tanto da vedere. La chiesa collegiata di Santo Stefano Protomartire, monumento nazionale della frazione Galluccio. La casa nativa di Giovanni Antonio Campano. I palazzi ducali settecenteschi del centro antico di Sipicciano. Oltre alle altre attività annuali che vengono svolte per la promozione turistica del territorio, la cosa rilevante è quella che stiamo facendo oggi, cioè la festa patronale di Sant'Antonio Abate, patrono di San Clemente, che vede tra l'altro la partecipazione di tanti giovani. Galluccio è sovrastato dal Monte Camino, che ha visto cruenti combattimenti nell'ultima guerra mondiale. Oltre che teatro di guerra, c'è un sentiero che porta dalla Borgata Mieli del nostro comune alla Madonnina di Monte Camino, che quasi tutti gli anni, il giorno dell'Ascensione, si va a visita a piedi a questa Madonnina. Perché tra l'altro il nostro territorio è ricompreso nel Parco regionale Rocca Monfina Foce del Garigliano.
Galluccio significa trovare innanzitutto una comunità operosa, tant'è vero che alla frazione Sipicciano ogni anno si fa una manifestazione di rievocazione dei vecchi mestieri. Oltre ad avere ciò che forse non abbiamo creato noi, ma è qualcosa che ci ha donato il Signore, cioè la natura ancora viva e incontaminata. E nella chiesa di San Clemente andiamo a conoscere il parroco di Galluccio. Nel comune di Galluccio insistono 4 comunità parrocchiali, tutte legate all'insigne maggiore collegiata di Santo Stefano Protomartire, che si trova in Galluccio, chiesa madre che nei tempi antichi sovraintendeva le varie parrocchie o cappellanie dello stesso comune, ma anche dei territori limitrofi. C'è la chiesa di Santa Maria del Trionfo, nella quale insiste la parrocchia di San Bartolomeo in Sipicciano. Poi la chiesa di San Giacomo Apostolo in Vaglie. Poi c'è la parrocchia di San Clemente, che è quella nella quale ora siamo. La parrocchia di San Clemente ha come patrono Sant'Antonio Abate, nella cui festa noi oggi viviamo, siamo nel pieno dei festeggiamenti in onore del nostro patrono. La devozione a San Clemente non è riscontrabile nella storia di questa comunità parrocchiale, che è la più grande del comune, ma storicamente è anche la più giovane. Il culto a Sant'Antonio Abate invece è legato al mercato che si svolgeva fino a qualche anno fa nella piazza adiacente alla chiesa, chiamata dapprima Piazza Porci ed oggi Piazza Umberto I, ancora oggi è sede del mercato. La devozione del popolo è abbastanza intensa. Al santo sono dedicate 2 feste, questa liturgica è legata strettamente al culto e ai fuochi nel mese di gennaio, e poi quella di settembre, la seconda domenica di settembre, c'è la festa più grande e più coinvolgente dedicata al santo. Potremmo dire che quella di gennaio è una festa più familiare, dove le varie borgate, dove anche la comunità parrocchiale si riunisce attorno ai fuochi che vengono accesi al termine della Santa Messa, della vigilia, della festa del patrono. Restano accesi la notte del 16, il giorno del 17, fino al passaggio del santo. Il popolo lo onora con le cosiddette vampe. La festa di quest'anno è caratterizzata
per la nostra comunità parrocchiale dalla prima visita del nostro nuovo vescovo, Monsignor Giacomo Cirulli. La devozione al Santo Patrono ha visto una crescita in occasione della Pregrinatio Antonio, cioè dell'accoglienza delle reliquie del Santo Patrono provenienti dalla Basilica di San Trofim in Francia. Grazie al parroco della Basilica di San Trofim abbiamo potuto trattenere una reliquia del Santo che custodiamo gelosamente e che aiuta i fedeli ad avere un contatto, diretto col Santo, così da poter affidare a Lui i loro moti del cuore affinché possa intercedere presso il Padre. Il mio augurio è che alla scuola dell'Abate Antonio possiamo tutti vivere con più radicalità il Vangelo e diventare servitori di Dio nei fratelli. E Galluccio è terra di piatti genuini e ottimi vini. A voi la gastronomia. Benvenuti all'Agriturismo La Starza. Oggi vi faremo conoscere alcuni piatti legati alla tradizione per lo più contadina e ai prodotti tipici del territorio. Inizierei con gli antipasti. Abbiamo una selezione di salumi di maiale nero casertano, della salsiccia, del prosciutto, del lonzino, del capicollo. Poi per quanto riguarda i formaggi, oggi abbiamo i più rappresentativi, il famosissimo caso peruto, ossia un formaggio locale realizzato con del latte ovino o caprino con delle erbette locali. Poi abbiamo un'insalata di rinforzo con olive e peperoni, sempre legata alla tradizione contadina, e dei fritti misti, i crispiegli, che sarebbero delle crispelle fritte con le mazzabotte, sempre un impasto fritto ripieno con delle acciughe, cavolfiori, a seconda poi dei gusti. Per quanto riguarda i primi, abbiamo delle ottime tagliatelle ai funghi porcini, perché noi ci troviamo ai piedi del vulcano di Rocca Monfina, quindi i nostri boschi ci offrono i funghi e soprattutto ci sono dei bellissimi castagneti, quindi abbiamo anche una zuppa con funghi porcini e castagne. Un altro primo squisito, sempre legato al nostro comune, sono le zite con il sugo di tracchiolelle, le costine di maiale. Poi abbiamo anche un'ottima polenta che noi consideriamo sempre come primo, fatta con dei broccoli e c'è una salsina realizzata con del peperoncino, delle acciughe e dell'aglio che va a profumare. Poi abbiamo anche un'altra zuppa realizzata con scarola, fagioli e castagne. Passando ai secondi, avendo un piccolo allevamento di maiali neri casertani, abbiamo realizzato un piatto di bocconcini di maiale con peperoni ed olive. E poi abbiamo anche delle cotiche ripiene con dell'uvetta, pinoli e anche dei fegatini di maiale con dell'alloro. Passando invece ai dolci, abbiamo un castagnaccio realizzato con una farcitura di crema al burro. E poi abbiamo un altro dolce tipico, in particolare della tradizione natalizia, il serpente, ripieno con delle noci, del cioccolato e del miele. Ad ogni portata possiamo abbinare, dato che abbiamo una cantina molto importante nel territorio, le cantine Telaro, ad esempio per i dolci produciamo della grappa e del passito. Molto importante è anche la produzione dell'olio, infatti tutti i nostri piatti sono stati realizzati con dell'ottimo olio d'oliva. E non meno importante sono i nostri vini, con vitigni autoctoni del territorio. Per quanto riguarda i bianchi abbiamo della Falanghina, le nostre più rappresentative, anche più aromatiche, sono la Falanghina vendemmia tardiva e la femmina. Produciamo vini per ogni occasione perché abbiamo le nostre bollicine, ideali per degli aperitivi.
e non sminuiamo poi l'importanza dei vini rossi. Abbiamo delle riserve di Aglianico, l'Aramundi e il Caliverno e anche il Bariletta. Oltre alla nostra realtà, qui sul territorio ci sono molte altre aziende a conduzione familiare come la nostra che sono atte a promuovere i prodotti tipici del territorio. Quindi vi aspettiamo, veniteci a trovare. Vi aspettiamo! E nella monumentale collegiata dedicata a Santo Stefano andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Galluccio in provincia di Caserta. Galluccio è terra di storia millenaria. Infatti sul suo territorio si sono alternate diverse popolazioni fin dai tempi più antichi, a cominciare dagli Osci, gli Aurunci, i Romani, i Saraceni, i Longobardi, i Normanni e per arrivare nei giorni e nei secoli più vicini a noi gli spagnoli ed i francesi. Ultimamente nel corso dell'ultimo conflitto bellico nel 1943 ci sono state anche le truppe anglo-americane con gli alleati nordafricani. Tra tutte queste popolazioni quella che ha lasciato l'impronta maggiore è stata quella dei Longobardi, perché hanno costituito qui un feudo. Provenivano da Capua e erano discendenti dei Longobardi di Capua. Successivamente i Normanni, che ci hanno lasciato esempi notevoli di architettura, di cui un particolare esempio è il campanile della collegiata di Santo Stefano, in cui ci troviamo ora, edificato proprio su una torre normanna. Qui a Galluccio, come ci racconta Ludovico Antonio Muratori nei suoi annali, Ruggero nel 1139 combatté contro le truppe del Papa Innocenzo II proprio qui nella battaglia di Galluccio. Ruggero vinse. Il Papa Innocenzo II fu fatto prigioniero e portato nel fortilizio di Galluccio, il fortilizio che purtroppo è andato distrutto durante gli ultimi eventi bellici. E qui però il Papa Innocenzo II fu trattato da ospite, non da prigioniero. Ruggero lo riconobbe come Papa legittimo e in cambio Innocenzo II gli riconobbe il titolo di re di tutta l'Italia meridionale. Ecco quindi l'importanza dei Normanni per il comune di Galluccio. Ma la storia di Galluccio poi diciamo che è intimamente connessa con la storia religiosa del posto. Già nel V secolo abbiamo la testimonianza della presenza di due santi, San Gaudenzo e Sant'Eleuterio, sul territorio gallucciano. E testimonianza ce ne danno anche le innumerevoli chiese presenti nel comune, tra cui la principale è questa, la collegiata di Santo Stefano, adiacente a quello che era il palazzo baronale. Una pregevole opera barocca, ma di un barocco non pesante, ma molto molto bello, ricca di testimonianze pittoriche della scuola napoletana del Settecento, come la tela che è incastonata al centro del cassettonato, che è a firma di Jacopo Cestaro, allievo del Solimena. Il territorio di Galluccio era suddiviso in borghi che erano ben 6 borghi principali e 30 borghi secondari, e tutti insieme costituivano il feudo di Galluccio, feudo che ebbe la durata di circa 700 anni, dal secolo XI fino alla fine della feudalità, quindi fino alla fine del XVIII secolo. Ecco, in questa chiesa abbiamo testimonianze di
tutto ciò attraverso le opere d'arte che vi sono contenute, attraverso le immagini religiose, non soltanto pittoriche, attraverso le statue, che sono tutte statue antiche, come la statua di Santo Stefano, che è il patrono, che è del Settecento, una statua lignea, e una reliquia incastonata in un busto recante appunto l'immagine di Santo Stefano, che viene portata in processione ogni anno, sia nella festa del ricorrente del 26 dicembre e sia nella prima domenica del mese di agosto. Alla tradizionale festa di Sant'Antonio Abate ha partecipato anche il vescovo della diocesi di Teano Calvi. Andiamo ad incontrarlo. L'entusiasmo della gente semplice, buona, che continua a credere e a vivere le virtù cristiane in queste comunità chiesa che ancora vivono e coltivano queste virtù. E una di quelle belle che hanno è l'umiltà, la semplicità. A partire dalla parola di Dio ho parlato di Sant'Antonio perché possa essere per loro un esempio concreto di come si vive da discepoli di Gesù. Io quando sono entrato ho preso, come si dice, possesso della diocesi, ho detto, commentando la parola di Dio, che c'è un principio e quel principio è sempre la parola. Quindi un incontro di preghiera unitario, tutti, per ripartire o continuare il cammino tutti quanti, sempre dallo stesso inizio, dalla parola di Dio. Quindi questo è il messaggio che per adesso sto trasmettendo. E poi la parola di Dio ci guiderà e scopriremo di giorno in giorno quello che vorrà da noi. La nostra diocesi è bella come natura, il creato bellissimo in cui vivono queste comunità. È bella dal punto di vista storico e archeologico, è bella per la gente che ci abita soprattutto. Adesso con il vicepresidente dell'Associazione Pro Loco andiamo a visitare il museo interattivo Natura Viva. Benvenuti, ci troviamo nel Palazzo Seccareccia, uno dei pochissimi palazzi di Galluccio antichi. Era un vecchio orfanotrofio, oggi è diventato, grazie a un progetto della Comunità Europea, un bellissimo museo interattivo dedicato alla natura del nostro parco, il parco della Foce del Garigliano, Rocca Monfina. Ci troviamo in una delle sale del museo, sale interattive dove i sensi e la mente si vanno ad incontrare, perché in questo museo c'è la possibilità di toccare, oltre che vedere, le esperienze che si vanno a vivere. Il museo presenta due sezioni importanti, una dedicata al vulcano di Rocca Monfina e una dedicata invece alla flora e alla fauna diurna e notturna del nostro territorio. Al piano inferiore troveremo degli animali imbalsamati di tutte le specie esistenti nel pianeta Terra. Sono visite che vengono prenotate telefonicamente presso il nostro comune. Siamo lieti di ospitarvi ogni qualvolta desideriate visitare il nostro museo. La Pro Loco ovviamente si occupa delle principali manifestazioni che si svolgeranno qui a Galluccio nell'intero arco dell'anno. Avremo da presentare la Sagra dell'Uva, che è la nostra manifestazione massima, essendo Galluccio un territorio del vino, e tra le altre anche il Carnevale e la mostra dell'artigianato e del folk. Ovviamente vi invitiamo a visitare la pagina Facebook della Pro Loco di Galluccio per tutte le informazioni e i dettagli.
Nel nostro comune è ancora fiorente l'artigianato, lo dimostrano le varie attività che vengono svolte con la ceramica artistica dei fratelli Giacomo Mignacca. E la lavorazione del ferro battuto dei fratelli Tirelli. Quest'invito voglio farlo con il nostro dialetto. Ascoltate, bella gente, a stu paese noi stammo, caccia da mini a trovare, aspettiamo con tutto il cuore. Galluccio vi aspetta con la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nei secolari castagneti di Galluccio in provincia di Caserta. Ciao!